Non si arrestano gli sbarchi di migranti in approdo a Lampedusa, poi trasferiti a Porto Empedocle per le operazioni di registrazione, identificazione e successivo smistamento nei centri di accoglienza di tutta Italia. Un grande impegno di volontari e prefettura, spesso reso difficile dalle procedure che necessitano di tempi che costringono i migranti a lunghe attese, anche per l'arrivo dei bus che poi li condurranno a destinazione. E sulla struttura che verrà a breve realizzata, che viene definita un centro partenze, interviene il prefetto di Agrigento Filippo Romano, che in questi giorni ha cercato di arginare le mille difficoltà con una vigilanza attiva. Non è un centro di permanenza né di accoglienza, afferma, ma sarà un punto di soccorso per dare un vestito asciutto e delle ciabatte a chi non ne ha e primissime cure. Sono tutte attività continua che si svolgono in pochissime ore, compresa l'identificazione e poi subito la partenza in pullman per le altre destinazioni in Italia. La struttura progettata, sottolinea, sarà un centro partenze e va nella direzione più utile alla comunità di Porto Empedocle perché eviterà una permanenza eccessiva di migranti in città. Il nuovo centro partenze verrà realizzato nei prossimi mesi e troverà ospitalità nella zona che si trova tra il porto e Contrada Caos.